Cari telespettatori, siamo con Riccardo Zanchetta, che è presidente Fidaconfcommercio del Veneto. Parliamo di piccole botteghe, di luoghi importanti che sono tesori a volte nascosti ai più. Una ricerca significativa per valorizzare sempre più le attività di bottega e la professione e i prodotti. Le botteghe ci sono da secoli. Ce n'erano a migliaia, adesso un po' meno perché purtroppo gli ultimi anni hanno portato a una desertificazione. Quelle che ci sono però si sono strutturate, sono belle botteghe, soprattutto raccontano il territorio, vendono prodotti del posto, soprattutto non dico solo per i turisti ma anche per le persone del territorio, avere quello che desiderano. Perché se noi pensiamo a un semplice salame, il salame a Treviso ha un aspetto, una macinatura, una morbidezza, nel Vicentino è già diverso. Ed è questa la bellezza dell'Italia. Lei parlava di Trieste, Trieste è un'altra città che ha delle peculiarità incredibili e questa diversità è quella che rende bella l'Italia sotto il profilo culinario del cibo. Che cosa è emerso dalla ricerca in particolare? Cambiano le abitudini, le esigenze, le richieste dei consumatori? Ma se non altro la ricerca certifica in maniera molto chiara che gli italiani vogliono mangiare meglio, possibilmente non cercando prodotti esteri. Il 95% desidera prodotti freschi e alimentari italiani. Se è possibile prendono questo. E i giovani? I giovani ci sono, sono mediamente interessati, sembra di no da quello che si sente dire, no, i giovani vogliono mangiare bene al pari dei loro genitori e soprattutto dei loro nonni. Cosa significa? Che magari cucineranno meno, magari hanno meno tempo da dedicare a fare gli arrosti, se vogliamo buttarla sulla battuta, però vogliono un cibo di qualità. Mangiano meno a livello quantitativo, ma sicuramente meglio. Tant'è che sempre questa ricerca certifica un altro aspetto importante tra le tante cose che dice. Al primo posto rimane quello che avevano anche per i loro nonni: compro per il gusto, mi piace quel prodotto e lo compro. Al secondo posto l'aspetto salutistico o funzionale, cioè quel cibo ha una funzione positiva nel mio organismo, non è un cibo processato. Terzo posto l'elemento prezzo. Che diventa, che a questo punto è assurdo, è elemento distintivo. Esatto. Che cosa devono fare i bottegai? Crescere ancora, per crescere, distinguersi e poi, come lo diciamo tra parentesi, non estinguersi. Perché un serio problema che abbiamo è il ricambio non solo generazionale dei vecchi che devono essere sostituiti dai giovani o dai figli, ma proprio da persone che vorrebbero iniziare o sostituire le persone anziane nelle botteghe. Questo è un problema che stiamo cercando, non dico di risolvere, ma sicuramente lo stiamo già affrontando a pie pari. Benissimo, io la ringrazio tanto Presidente. Quindi fare il bottegaio, tra virgolette, è un bel mestiere? Assolutamente, da secoli. E lo ricordiamo, e diventa anche importante trasmetterlo con tutte le conoscenze e le competenze relative. Buon proseguimento, a presto.